Massimo Follesa, portavoce del coordinamento Covepa. Il vostro gruppo poche ore fa si è espresso in maniera molto netta rispetto a un episodio che è capitato in provincia di Treviso, dove un ponte canale della Pedemontana Veneta è di fatto in parte è crollato. Come mai la vostra presa di posizione è stata così decisa? Perché dimostra che i problemi non esistono solo nel Vicentino, soltanto nella galleria Malo Castelgomberto, e soprattutto che le inchieste vanno estese e vanno portate alla verifica di tutti i manufatti e i prefabbricati, soprattutto nel resto dell'area del cantiere si sono verificati episodi già di questa natura, ad esempio Breganze. Quindi vanno messo totalmente in ingrandimento anche le altre aree, non solo quelle del Vicentino, soprattutto quelle nuove del Trevisano. Per quanto riguarda la Regione Veneto, si è espressa a sua volta, ha detto che si tratta più o meno di una condizione quasi normale, o diciamo normale, perché l'opera non è ancora stata completata. Qual è il vostro punto di vista? Allora, l'intervento di Regione Veneto ci è sembrato un solito spettacolino, anche di bassa lega. Ci sembra di vedere i due Corsini e Pellegrini in costumi da bagno che si telefonano per dire qualcosa e rispondere a noi. È la solita, diciamo, operetta sostanzialmente. E poi sono i massimi responsabili del procedimento. Che sono no? uno il commissario e l'altro l'ingegnere capo della struttura di progetto e di controllo sulla Pedemontana. Regione Veneto si è impegnata a fare le verifiche. Noi vogliamo che siano operative queste verifiche. Soprattutto non vale il concetto che è una cosa normale. Potevano morire operai sotto quel crollo, perché la frana ha interessato un tratto di 1 chilometro che ha demolito di fatto l'argine di una trincea. Con l'argine della trincea è venuto giù un ponte che doveva essere antisismico, un tratto di ponte che doveva essere antisismico. Allora il ragionamento che vale è questo: se io sono arrivato a spendere 1 miliardo e 300 milioni, cioè più del 60%, e la mia casa è al grezzo avanzato, vale la pena considerarla stabile oppure no? Perché mi sembra che questa situazione sia molto precaria e pericolosa e si possa riversare sugli automobilisti in futuro. Cioè voi praticamente dite questo ragionamento della regione non fila, perché è Non come fila. se io stessi realizzando la mia casa che è al 70%, insomma che è quasi finita, e a un certo punto un pezzo ne viene Sì, giù. non posso accettare che crolli perché io non riesco a finirla o sono in corso lavori oppure sono in ferie, in sostanza. Questo ragionamento è quello che sottende all'intervento della comunicazione della Regione Veneto, che dice che è una cosa normale. Non è normale, prima di tutto per il rischio degli operai, prima di tutto perché posso pensare che le strutture, che sono ormai centinaia di questo tipo sui 95 km, siano pericolose nel futuro e vanno tutte ricontrollate. Ecco, da questo punto di vista c'è un'altra presa di posizione sempre da parte vostra, cioè voi avete chiesto in modo esplicito che intervenga a riguardo la magistratura di Treviso. Come mai? Perché la magistratura di Treviso finora è stata silente. Numerosi sono stati anche gli interventi da parte di esponenti dei comitati e del nostro coordinamento e anche di altri comitati su quella magistratura. I segnali c'erano, perché ricordiamo diciamo l'esproprio non proprio regolare della famiglia Piccolotto, una serie di presenze di amianto, una serie di discariche denunciate dal consigliere regionale Zanoni. La magistratura le ha considerate atti normali fino adesso, soprattutto quello di Treviso è silente. L'inchiesta di Vicenza invece ha puntualizzato alcuni fatti con le registrazioni che hanno dimostrato un comportamento anomalo dei dirigenti, soprattutto del direttore di lavori, e quindi l'inchiesta di Vicenza va estesa su quella da parte di quella di Treviso. Un'ultima cosa, anni fa voi avete presentato degli esposti anche all'autorità giudiziaria veneziana. Che cosa sapete di quegli esposti? Per quello che ci consta, quegli esposti sono in parte stati archiviati. Ci sono giunte 2 richieste di archiviazione, si riferiscono a 2 esposti del 2012 e del 2013. L'ultimo, il più recente e anche il più corposo, riprendeva la denuncia di un subappaltatore della SIS, la SIX Ingegneria SRL, che ora è fallita, che segnalava anomalie nella direzione lavori. Questo noi portammo alla Guardia di Finanza di Mestre e puntualizzava proprio la figura del direttore dei lavori di Pedemontana, l'ingegner Turso, subentrato al precedente ingegnere, l'ingegner
Perotti, arrestato nell'inchiesta Incalza della magistratura di Firenze, che non c'entrava l'Ingaresto. Se non sbaglio voi vi dichiaraste parte offesa, no? Voi avete avuto riscontri poi a riguardo? Su questa cosa non abbiamo avuto nessun riscontro. Sono passati circa 2 anni e penso che sia il momento di verificare cosa sta succedendo, soprattutto perché in quelle carte che depositammo veniva messo in luce un aspetto molto delicato sulla competenza del direttore dei lavori, che in questo momento, visto gli esiti del cantiere, vanno puntualizzati fino all'ultimo vocale.